e con mio padre litigavo per i brutti voti a scuola, un solo 6. Ma di musica, lo giuro, ne facevo indigestione. Preferivo un pianoforte che 2 calci ad un pallone. Quanto tempo ci passavo sopra quei tasti che sfioravo. Era tutto bianco e nero intorno a me. Mi ascoltavano gli amici, Sorridevano felici, quella voglia di arrivare era forte dentro me. Mai, non mollare mai, se non ce la fai, tieni duro, aspetta quel momento, prima o poi, finché vita avrai, non mollare mai, manda avanti il cuore che domani vincerai. Buonasera! Non ho mai dimenticato le porte in faccia ricevute. La risposta era la solita per me. Ci faremo noi sentire, le faremo poi sapere, ma il telefono non mi squillava mai. Tutti! Mai, non mollare mai, se non ce la fai, tieni duro e aspetta quel momento, prima o poi, finché vita avrai, non mollare mai, manda avanti il cuore che domani vincerai. Arriveranno gli eroi, un contratto per scrivere i sogni, finalmente l'avrai, ma la strada sarà in salita, non è semplice questa vita, da una torre cadere non è difficile, mai non mollare mai, finché vita avrai, manda avanti il cuore che domani vincerai. Manda avanti il cuore che domani vincerai. Mai non mollare mai, mai non mollare mai. Manda avanti il cuore che domani vincerai. Buonasera, 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 ma buonasera amici a casa, ciao, benvenuti in casa Peiretti, 348 80 40 254 il numero per tutti i vostri messaggi, fotografie, richieste, saluti a me, saluti a Valentina Branca che tra un po' starà qui e vi farà emozionare e vi farà cantare, abbiamo una scaletta da non perdere amici a casa, quindi mettetevi comodi, un po' come faccio io in questo momento, mi metto comodo perché sì, il primo brano era di Gigi D'Alessio, ma tutte le volte che penso a Gigi D'Alessio penso che è un uomo che nella vita ha avuto dei momenti belli, dei momenti difficili, però è un grande poeta, un grande scrittore, ha creato delle cose bellissime e credo che in tanti momenti belli che ha anche avuto momenti difficili, quindi io credo che dentro di sé un momento molto bello è stato stare insieme a Tatangelo. Sì, secondo me molti momenti belli ha avuto con lui, e poi probabilmente anche un momento brutto quando la storia è finita, perché non tutte le storie nascono, crescono e continuano, molte storie nascono, crescono e poi muoiono, è un po' la vita così. E a proposito della Tatangelo, ha scritto un brano veramente, veramente bello che a me piace tantissimo. Adesso sono contento di farlo qui per voi, che si intitola Quando due si lasciano.
Vedo a terra i pezzi di un amore che hai buttato via. Sono resti di emozioni forti della vita mia. Caramelle troppo amare adesso da mandare giù. Lo sai, ma hai lasciato un grande vuoto dentro che non va più via. Per andare avanti devo dire, è solo colpa mia. Qualche volta ti diventa mica pure una bugia. Quando due si lasciano, vivi senza regole. Quanti giorni inutili che schiacciano i perché. Non si dorme più quando due si lasciano. Cambi le abitudini, scrivi 1000 lettere, segreti che nessuno leggerà. Ormai il convivere con lo star male non mi pesa più. Sei arrivata proprio tutto quello che volevi tu. Tu ti spingi sopra questo cuore per buttarlo giù. Quando due si lasciano, vivi senza regole. Quanti giorni inutili che schiacciano i perché. Non si dorme più quando due si lasciano. Cambi le abitudini, scrivi 1000 lettere, segreti che nessuno leggerà. Ma quando passerà, per credere che esista ancora un sogno nella vita mia. Quando due si lasciano, gli altri non ti ascoltano, si diventa fragili e si piange subito. Quando due si lasciano, in fondo non si lasceranno mai. Quando due si lasciano, in fondo non si lasceranno mai. Che canzone! Ma che bella canzone questa! Io adesso prendo l'asta, eccola qui, abbiamo i tecnici migliori del mondo, tecnici di palco, Tonio, ecco, perché vi presento, ma no, non ancora, stai ancora un po' lì, ti voglio far stare un po' sulle spine, perché voglio dare gli indizi prima, gli indizi qui davanti a me in grande per vincere lo zaino. Ragazzi, guardate che questa è la terza sera che ci sono gli stessi indizi e quasi mai siamo arrivati alla quarta, quindi questa sera secondo me qualcuno lo zainetto se lo porta a casa. Gli indizi per vincere lo zainetto, indovinare cosa è nascosto dentro, sono classe, dito, cambio, comune, carta, ripeto, carta, comune, cambio, dito e classe. E voi cambio dito sembra una cosa un po' particolare, però calcolate che vi do un aiuto, no? Abbiamo le 5 dita, uno il pollice. E questo è un aiuto, ma di quelli, ragazzi, ma di quelli proprio perché sono veramente buono, sono un buono proprio, buonissimo, e innamorato di quella là. Signore e signori, c'è Valentina che ride, mi raccomando, giochiamo nel secondo tempo, telefonata al 378 40 80 506, Valentina Franca, e buonissimo, innamorato di quella là. No, ciao. cioè, stasera cominciamo proprio benissimo, ragazzi. Buonasera a tutti, buonasera amici di Rete 7, buonasera Buonasera Franca, buonasera. Sei pronta a far cantare un po' tutti loro? Siete prontissimi? Dai che si balla. Andiamo negli anni '80. Già. Vai. Sulle mani a casa tutti.
cica. E questo è brutto e questo è bello, chi lo sa? Merlo del castello vola e va, cica cica, io sto qua. Arriva anche la Donatella. Spettacolare Casa Peiretti questa sera. Sì. Ti è piaciuto l'arrangiamento della No, prima? no, Di sei stato proprio bravo. di non mollare mai. Bravo Peiretti, mi hai fatto emozionare. No, ho voluto mettere la voce di un bimbo perché sì. la storia è la mia storia. Infatti Quando sono venuti un po' i brividi. ti sono venuti i pochino, brividi? Sì, un Pensa pochino. che oggi pomeriggio, quando ho creato l'arrangiamento, subito non riuscivo a cantarlo perché ho già. immaginato proprio la storia Il di te me da bimbo. piccino, che Chissà invece com'era Peiretti da bambino. Guarda. Mara, mandaci una foto di Peiretti da bambino. Guarda, e la canzone dice che invece di giocare a pallone andava a suonare il pianoforte. Io riuscivo a fare tutte e due molto bene, però dimenticavo di andare a scuola. E un quindi, bel problema. Vabbè, c'ho 43, so comunque qua. Sì, Comunque no, per qua e carità. sono contento di essere qua, anche se insomma. Però bimbi all'ascolto, bisogna andare a scuola, bisogna studiare, fare i compiti, ascoltare la mamma e il papà. E la maestra, anche E la maestra. Andiamo avanti con la musica, con una vostra richiesta, un brano intramontabile, bellissimo, scritto da Gino Paoli, interpretato dai più grandi della musica. Questa sera sono contento che a cantarlo per voi è la nostra Valentina Branca, perché arriva una lunga storia d'amore. Quando ti ho visto arrivare, bello così.
possibile che tra tanta gente che tu ti accorgessi di me? È stato come volare qui dentro camera mia, come nel sogno più dentro di te. Io ti conosco da sempre, ti amo da mai. Fai finta di non lasciarmi mai, anche se dovrà finire prima o poi questa lunga storia d'amore. Ora è già tardi, ma presto, se tu te ne vai. Fai finta che solo per noi due passerà il tempo, ma non passerà questa lunga storia d'amore. Ora è già tardi, ma presto, se tu te ne vai. È troppo tardi, ma è presto, se tu te ne vai. Valentina Branca è bellissima. Beh, è sempre No, bello. ma come chiude Paoli una canzone? C'è l'ultima frase. Ti lascia così. Ora è già tardi, Ma è è presto se tu te ne vai, ragazzi. Vabbè, Gino Paoli. Perché quando si sta bene insieme il tempo vola. Esatto, Un po' infatti come quest'ora qui che sta volando. sono già le 20:23. Mannaggia. Allora, noi ci fermiamo solo 2 minuti e mezzo, poi torniamo in onda con altre tante belle canzoni. Il gioco, mi raccomando, le vostre telefonate al 378 40 80 506. Ma adesso andiamo ancora, prima della pubblicità, a vedere gli indizi, così i nostri amici a casa se le possono segnare. Classe, dito, cambio, comune, carta. Vi aggiungo un indizio io. Regalo! Non è... Ci vogliamo rovinare. No, non è che vi regalo un No, indizio. Un indizio è regalo. Regalo, perché secondo me prima o poi un regalo così lo si riceve, soprattutto se si è donna. Oh, mamma, Vabbè, ragazzi, Beretti, ve l'ho sono curiosa. ve l'ho praticamente detto. Adesso il primo che telefona indovina. Io sono contento così, perché ricordo che domani sera non andiamo in onda, perché c'è lo speciale Sagra del Kiwi di Bibbiana con la zia Marta che me ne ha combinate di cotte e di crude, e quindi io non posso tenere l'oggetto dentro lo zaino tanto. Ma perché va male? Ah. Altro regalo. Pubblicità, torniamo subito. Sono scappata via quando mi sono vista dentro a un labirinto, senza decidere. Ospite in casa mia, con sillabe d'amore tutte al pavimento, come una polvere.
Questa parola ci si addice tantissimo. Con la Branca ormai sono 6 anni di amicizia folle, amicizia fortissima. Pensate che una nostra caratteristica, che non so il perché, io non chiedo mai all'ospite come si veste, mai. Per me va bene qualsiasi cosa. Basta che non siano nudi. Vabbè, ma dipende. Anche nudi, poi si esce delle cose sai, belle da nelle, vedere. nelle prove, Cioè, così anche la regia. Sì, certo. Lei viene sempre vestita in coordinato con me. Io sono già qui quando l'ospite viene, perché comunque c'è molto lavoro dietro ciò che vedete, e ogni volta che viene dico, ma non ci siamo telefonati? Anche oggi la stessa cosa. È proprio come si chiama? Telepatia. Telepatici. Televisione, patici. Sì. Va bene, dopo questa andiamo a vedere un po' gli indizi. Vai Paolino, perché secondo me qualche telefonata oggi arriva, perché ho aiutato tantissimi i nostri amici a casa, li ho aiutati tanto. Vediamo un po', apro le telefonate. Dito cambio, comune carta, cosa c'è nascosto qui dentro? Provateci amici, telefonate adesso al 378 4080 506. Apro le telefonate, vediamo se c'è qualcuno. Io voglio vedere. Guarda, nel frattempo io rispondo al telefono. Pronto, chi sei e da dove chiami? Ciao Enrico, ciao Valentina, Titti da San Secondo. Ciao Titti da San Secondo. Allora, mia cara Titti, classe dito cambio comune carta, cosa c'è nascosto qua dentro? Scarpa. Una Scarpe. scarpa? Perché una scarpa? Perché? Perché allora, dito, il pollice deve starci dentro bene, cambio si possono cambiare se non vanno bene, comune perché si possono usare in comune con qualcuno, dentro c'è la carta, classe possono essere classe. Certo, possono Scarpe essere di classe, scarpe certo, quelle belle. Allora, dimmi secondo te Ci stanno come tutti. faccio a dire che non è l'oggetto? Come sì, faccio a dire che non è l'oggetto? Che gli indizi portano esattamente Tutti. alla parola Sei scarpa. stata bravissima. Ma non è l'oggetto qui dentro, Titti, mi dispiace. Non è l'oggetto. Non è Va l'oggetto là. qui dentro, va là. Però vuoi fare dei saluti? Approfittane. Allora, un saluto a voi tutti, a te, a Valentina, a Alessia, a tutti quanti. Grazie. E fatemi un saluto, voi grande, a Giovanni. Allora, 1, 2, 3, ciao Ciao, Giovanni! Giovanni! Grazie. Grazie di ragazzi. cuore, Ciao. vi adoriamo, Grazie. Anche noi. Che bello. vi vogliamo tanto bene. Grazie. Anch'io. Ciao! Ciao. Ciao. È Ci stavano emozione. tutti, ragazzi. Perché allora i messaggi portano all'interno di questa stanza già. tanta emozione, Sì. ma le telefonate Sì. ancora, Poi che bella voce, Titti, ancora di allegra. più. Bellissima. Allora brava. ragazzi, 378 Dai, 40 80 facile. 506, è facile più o meno, è tre sere che ci provano. Vediamo magari. Pronto, chi sei, da dove? Sono Daniela, chiamo da Alessandria. Ciao Daniela d'Alessandria. Allora, gli indizi sono quelli, in sovraimpressione, classe dito, cambio, comune carta. Daniela, secondo te cosa c'è nascosto qua dentro? C'è nascosto un indice. Un indice. Devi farmi una cortesia, Daniela, abbassare il volume della tua TV? Sì, abbassare la Perché televisione. altrimenti abbiamo... Sì, E poi No, mi però spieghi... aspetta un attimo, Aspetta. quindi vuol dire che secondo te noi abbiamo tagliato un indice a qualcuno, ce No. l'abbiamo messo dentro? no, vabbè. Saremmo capaci Però- di fare. Mi auguro di no. Peiretti sarebbe capace. Per l'audience si fa questo e altro negli altri canali, qua invece no. Daniela, spiegami come sei arrivata a indice. Allora, rispetto a classe, l'indice di classe, che è un termine usato in statistica per classificare. Ok, Sì. poi? Poi il dito indice, quello Sì. della mano, Sì. spero non abbiate tagliato. No. E l'indice di cambio, che è quindi un indicatore economico. Wow. Già. L'indice comunale, quindi i servizi comunali in generale, no? Quello che troviamo in un comune, un elenco riferito al comune. L'indice della carta, l'indice di un libro, Guarda, Ci dove stanno sono tutti, descritte. ragazzi. Ecco, Sei stata bravissima e molto perspicace, nel senso che l'oggetto che ho nascosto è molto più facile da indovinare rispetto
alla tua idea. Complimenti, Ah, ok. ma è più facile, non è quello. Più Grazie. facile, non è questo. Ricordate, Vabbè. amici a casa, che ho detto nelle scorse puntate che può essere sia dentro che fuori casa. Grazie amica mia, alla Grazie. prossima. Ah, ok, va bene, alla prossima anche a te. Ciao a tutti. Ciao, grazie per aver giocato insieme a noi. Allora ci sarebbe ancora il tempo di una telefonata. Vediamo dai, se ragazzi. arriva al 378 ve l'abbiamo praticamente. Anche se non lo sapete, solo per Allora, salutarci. può dai. essere sia dentro che fuori, può essere un regalo. Vi ho detto che il dito in questione è il pollice. Pronto, chi sei, da dove chiami? Ciao, sono Enrico da Collegno, sempre io. Enrico da Collegno, benvenuto in casa Peiretti. Ciao Enrico, gli indizi sono classe, dito, cambio, comune, carta. Secondo te cosa c'è nascosto qua dentro? Per me potrebbe essere, se non vado errato, un passaporto. Un passaporto. Perché? Perché classe di l'aereo è dalla classe 1 o classe 2. Ok, Il dito- classe 1 o classe 2. giusto. Poi? Il dito dove c'è L'impronta preme- digitale. Bravo. dove c'è l'impronta della digitale. Cambio di aereo Sì, comune, c'è da il un- passaporto. passaporto, e la carta potrebbe essere un passaporto. Sei stato bravissimo, Ma ma non è quello. l'oggetto all'interno dello zaino. Bravo però. Grazie bravo. mille, ciao. Grazie Enrico, Ciao, un Enrico. abbraccio. Un'altra cosa volevo dirti, grazie a Valentina che mi ha fatto una lunga storia d'amore per mia nipote Arianna e il suo ragazzo Simone. Figurati, un vero Grazie. piacere. Grazie a te Enrico. Ciao, siete Ciao. molto bravi. Grazie. Grazie Enrico, grazie. E anche belli, aggiungerei così. Enrico comunque ci ascolta dalla Sempre, prima sempre, puntata. sì. È sempre presente, quindi un lo ringraziamo ragazzo davvero tanto. meraviglioso. Ma che ci sarebbe ancora proprio Dai, l'ultima ancora veloce, una. 378 4080 506. Eccola L'ultima telefonata per quanto riguarda questo tempo. Con chi abbiamo il piacere di parlare? Pronto? Ciao, sono Nancy. Ciao Nancy, ormai lo so già, da Aosta, correggimi se sbaglio. Ciao Nancy. Esatto. Nancy, ascoltami Nancy, ascoltami. Io voglio che questo zainetto arrivi ad Aosta, quindi devi essere brava questa sera, devi scervellarti, perché secondo Nancy l'oggetto all'interno dello zaino è... Libro? No! Non Ma è- porca miseria. non è un libro, non è un libro. Grazie per aver giocato con noi Nancy, salutami tutta Aosta domani. Ok, sarà fatto. Grazie a voi, grazie per la compagnia e siete fantastici. Saluto tutta la mia famiglia e in particolare la mia metà, Fabio e Veronica che è in Francia, quindi vi saluterà la Francia domani. Va bene, Grazie, grazie. Ciao, salutiamo anche noi tutti. Grazie, un abbraccio. Ciao Nancy. Ma posso passare venerdì, sabato, domenica con sta questa cosa roba dentro. all'interno Sì, dello sì, zainetto? Sì. Sì. No, difficile, ma Peiretti, sei teoricamente stato sì. cattivo. No, Molto è cattivo. molto facile. E infatti abbiamo un'altra telefonata dell'ultima, Dai. promesso, l'ultima di questo tempo. E poi andiamo pubblicità, poi canzoni, messaggi. Ma prima, con chi abbiamo il piacere di parlare? Pronto, chi sei? Da dove chiami? Ciao Enrico, sono Eleonora da Carmagnola. Eleonora da Carmagnola. Ciao Eleonora, che bella voce Eleonora. Quindi, allora, Allora, Di- per me un guanto. un guanto. Perché guanto? Sì, perché il guanto potrebbe essere di classe, Sì. può essere comune, quindi guanti tipici, quelli che si usano, ma uso generico. Sì. E si fa il regalo normalmente a Natale, quasi tutti guanti. Ok. Non sai cosa E, regalare. Giusto. esatto. Giusto. E poi cosa c'era? Altro? E poi appunto è comune, è un regalo comune. Allora, hai detto una parola fondamentale che è Natale. A parte i guanti, Esatto. c'è un regalo comune a Natale che di solito prima o poi si riceve. Con questo non posso dire nient'altro, ma posso ringraziarti per aver giocato con noi. Grazie Enrico. Ciao, grazie di cuore. Ciao, grazie, è ciao, stato un ciao. piacere, grazie, ciao. È difficile, Basta. Peiretti. No, non è difficile, adesso Io ci avrei ancora siamo. un altro indizio, ma lo sa solo chi ci Eh, frequenta, quindi non lo dico. Pubblicità, torniamo subito, pubblicità.
questa è l'ultima volta che lo lascio morire. E poi ha talento da grande lui nel fare l'amore, sa pigliare il mio cuore. E poi ha il volto sconvolto, io gli dico ti amo, ricomincia da capo, è violento il respiro, io non so se restare o rifarlo morire. L'importante è finire. È arrivata anche Mina. L'importante è finire. Noi stiamo quasi addirittura d'arrivo, sono le 20:46, abbiamo ancora 10 minuti buoni, anche se mi inquadro quando parlo, è una Potrebbe cosa essere anche un'idea, potrebbe ecco, anche di là, essere benissimo. e lo sai che tra me sai Qui c'è un sacco di cose da fare, pensare, poi fare, procedere, dire, baciare, lettera e testamento. Andiamo a leggere. Ah no, aspetta, avremmo proprio il tempo per una sola, ma proprio una telefonata per lo zaino, vediamo se arriva, altrimenti lunedì torniamo con gli stessi indizi e sarebbe un colpo al cuore per i Peiretti. Un colpo al cuore perché vi aiutate tanto. Statemi a sentire, ragazzi, vediamo un po', la telefonata c'è. Pronto, chi sei e da dove? Sono Paola da Torino, ciao. Ciao Paola da Torino, che bello sentirti. Secondo te cosa è nascosto all'interno dello zainetto? Devo dire la parola? No, beh, possiamo anche chiacchierare di musica, nel senso, che canzoni che ti piacciono a te? Mi piacciono le vecchie canzoni perché io sono vecchia. Quelle che cantiamo noi. Bravo, Ok. bravo, le vostre canzoni sono troppo belle. Però adesso giochiamo. Classe, dito, Adesso cambio, comune, carta. Secondo te cosa è nascosto all'interno dello zainetto? Identità. Ne è già stato anche detto in queste puntate, non è. Grazie lo stesso per aver giocato con noi. Grazie. Mannaggia, vabbè, grazie. Mannaggia, ciao. Ciao. Ciao, un abbraccio, ciao. Grazie, ciao. niente. Regia, Potremmo anche concedimi. dare ancora un aiutino. No, ma basta. Facciamo Basta. un gesto. No, non essere verde. E che non la possiamo non lo possiamo detto. lasciare lì dentro. L'ho detto, perché, l'ho detto, va bene. Andiamo a leggere un po' di messaggi dopo questa telefonata. Pronto? Chi sei, da dove? L'ho detto. Aspetta, amico, devi abbassare a 0 il volume della TV. A 0, altrimenti non ti sento e a casa non ti capiscono. Vediamo, riproviamo. Pronto? Chi sei, da dove? No. Ragazzi, se abbassate la TV, io chiacchieriamo insieme, altrimenti non posso andare oltre con la telefonata. Pronto? No, non posso andare oltre anche perché mi si sciappano le orecchie. importantissimo, ragazzi, quando chiamate, prima di chiamare dovete abbassare a 0 il volume della TV, perché Esatto. altrimenti non sentiamo nulla. Esatto, vediamo se riprova, altrimenti andiamo a leggere tutti i messaggi arrivati fin qui. 3, 2, 1. Non si può e quindi messaggi. Vai regia, vai con tutti i messaggi. Vediamo. Lo zainetto lo teniamo qua perché non si sa mai. Sì. Magari sul finale. 5 anni senza Stefano. Ciao Enrico, ricordando Stefano potresti cantare la canzone senza musica e senza parole. Ti ringrazio, Claudio da Dogliani. Stefano sempre con noi. Grazie Claudio per aver ricordato il grande Stefano. Grazie. È un brano che ti metto in programma la prossima settimana. La musica non tradisce, la musica è la metà del viaggio, la musica è il viaggio stesso. Giorgio Faletti. Wow, Giorgio Una bellissima Faletti. frase. Sì, molto. Grazie per grazie questo mille. messaggio. Con un'ora di canto il Peiretti
con i suoi bravi e brave ospiti serve l'ascoltatore alleviandone i pensieri quotidiani che non sono pochi. Saluti Rotellini Carlo da Corio. È il nostro Gigi Marzullo. Grazie Rotellini Noi abbiamo Carlo. Gigi Marzullo. Noi Anche le abbiamo- altre trasmissioni hanno l'imitatore di Gigi, hanno Gigi. Invece noi abbiamo Carlo. Con questo ricordo del grande Manco mi piacerebbe ascoltare la rondine. Grazie mille. Buona musica Fabio da Bricarasio. Oggi avrebbe compiuto 70 anni. Ma la mettiamo Una in voce programma. che manca tanto nel panorama italiano. La mettiamo comunque in programma. La prossima settimana c'è qua giovedì Amedeo, quindi Perfetto. Buona serata Silvia da Montalciato. Fa grazie anche Silvia. rima. Grazie Silvietta. Peiretti Fans Club, gruppo 10 è già nato. Anche io lo voglio. È già nato il Peiretti Anch'io Fans voglio Club. partecipare. Ah, gruppo WhatsApp. Oh, Un mamma. bacione da Daniele e Luca da Ceva. Allora, quel 10 deve diventare 1000 e sono convinto che ce la faremo. Però bisogna capire come anche dirlo ai nostri amici a casa di scrivere. Dobbiamo inventarci qualcosa. Grazie per l'idea comunque. Si passano belle serate con voi. Grazie Dani. Grazie. Enrico è la maestra rara diapositiva delle elementari. Esatto. La maestra è molto arrabbiata, Peiretti. Guarda lì come ti Lo guarda so. brutto. Lo so. Somiglia però, sei L'ero piccolo. un po' desbela da cheat. Non è che... Buonasera a tutta casa Peiretti ed Enrico a cantare insieme a voi da Andrea di Borgomanero. Ciao Andrea, grazie. Ciao Enrico, mi canti la vestaglia di Massimo Ranieri? Grazie, lo chiede Anna, va bene, in settimana. Molto bella. Se non te la canto io, qualche mio ospite la canta di sicuro, magari sempre Amedeo giovedì. Perché sono bravi che hai già- Amedeo, hai già la questi bravi qua. scaletta, Amedeo. Questi se le mangia a colazione, questi branetti qua, branetti. Ciao Valentina, ciao Enrico, da Elena. Ciao, Elena. Ciao bella Elena, grazie. Ciao Enrico, come sempre sul 13 per ascoltare belle canzoni. Un abbraccio alla bravissima Valentina. Massimo da Venaria. Ciao Massimo. Grazie Massimo. Grazie. Buonasera Casa Peretti, Gigi da Valperga e il Ciu in vacanza. Il Ciu. Che bello quel micione lì. È al mare. Col fortunato- costume e gli ucciai. Grazie Gigi. Beato lui. Bravissimi Enrico e Valentina. Quando riesci potresti cantare La bala laica di Ruggeri Tiziano. Sì, Primavera a Sarajevo è il titolo giusto e te la metto in programma lunedì. Domani non siamo in onda, c'è uno speciale molto bello per le vie di Bibbiana, ma lunedì ti canterò con tanto di richiesta La bala laica. Bellissimo brano, grazie per averlo richiesto. Vai regia. Grandi Enrico e Valentina, sempre belle canzoni in Casa Peretti. Roby Dracunis. Ciao Roby della Cunis. Ma guarda che bella foto con le bocche aperte. Guarda lì. Aspettiamo la Santa Messa lì. L'ostia. Ciao Enrico, ciao Valentina, vorrei ascoltare da te Lasciami fare di Lena Biolcati, cantante che ha avuto discreto successo negli Sì, è anni vero. 80. Grazie Milena. Va bene. Spero di riuscirtela a fare la prossima settimana. Se non ero è anche stata fidanzata, ma non vorrei dire una boiata, con Red Canzian. Può darsi. Forse sbaglio, però mi viene in mente una cosa Magari era così. un flirt Vabbè, Regi, momentaneo. vediamo un po' se il mio manager mi dice che ho detto una boiata o no. Sempre bravi e professionali Enrico e Valentine, non mollate mai, il tempo in vostra compagnia passa troppo in fretta. Un saluto da entrambi, Roby. Grazie Grazie Roby, mille, grazie. Stasera mando baci a tutti. A tutti, Io facciamo tutti. Stasera esco di casa e bacio tutti stasera. Questo devo leggere. Devo chiedere a Valentina di fare un saluto ammiccante al limite del malizioso al suo fan, il collega cantante Stefano Napolitano, Livio Cev. Allora aspetta. Veniamo in onda, Cosa regia, devo un attimo, fare? perché questa cosa qua dobbiamo farla bene. Vieni in onda un attimo, Paolo, per favore. Allora, devo fare Aspetta, stai ferma lì. Togliamo sto zaino che toglie tutta la Stai fantasia. ferma. No, è romantico lo zaino. Vado. Sai quante persone cuccano adesso che hanno lo zaino? Aspetta, Vale, aspetta. Madonna, ma mi imbarazzo. Vai, ammiccante. Miau. Ciao Stefano. Oh, chiama il 144. Va bene così. Un bacio grande a Stefano, Chiama. davvero. Posso andare oltre. Andiamo, ciao Stefano, grazie Livio. Dai, ma ciao. per favore, È stata bella. Cosa mi fate fare? Loro, mica io. Ciao Vale, ciao Enrico dallo zio. Ciao, zio. Eccoli lì, guarda che belli. Oh zio. Eccolo lì.
Valentina più Enrico, puntata top. Viva Casa Peretti. Giovanni d'Alessandria, grazie Giovannino. E anche Silvia. Ah, non l'ho Anche letto. Silvia. Grazie Silvia, stavo guardando cosa porta mi stava pazienza, scrivendo Silvia, la regia perché abbiamo il countdown. Quindi Ciao ragazzi, tantissimi complimenti. Valentina, sei bravissima. Un caro saluto da Luciano Marisa di Macello. oh, Marisa, Grazie. Luciano, ciao Macello. Visto il feeling tra Enrico e Valentina nel cantare e pure nel vestire, vi chiedo questione di feeling e ve la dedico. A me non potete dire di no, G. Mercoledì, Va bene, mercoledì, va questione di feeling. Va bene, ok, questione di feeling. La puntata dovrebbe essere passata in fascia protetta tra un po'. Andiamo avanti. Ciao Enrico, ciao Valentina, stasera per i Reti Dance Show. Un saluto da Amedeo, ciao Amedeo. Ciao Amedeo. Grazie, giovedì siamo noi, Amedeo. Ah, Grillo. Ciao Valentina, bella. Che allegria porti con la tua voce, brava, grazie. Grazie mille, ma chi sei? Firmati, mi fa piacere sapere chi siete. Grazie mille. Grazie ragazzi, ciao amico Enrico e anche alla tua ospite Esther, mi piacerebbe molto sentire Acqua e Sale di Mina e Celentano. Si chiama, non è, Esther, è un messaggio di lunedì questo. Hai sempre una bella voce Esther. E Enrico da Collegno. Belli vestiti così, nonna Vale. Grazie nonna Vale, Perché vero che ci siamo sono, carini. ci sono dei messaggi Siamo che proprio restano belli. nell'etere, Nell'etere, nella poi galassia, arrivano. entrano nei buchi neri, escono dai buchi neri, entrano nell'infinito cosmico e poi tornano in onda. Questo è lungo, lo leggi Buonasera a tutti voi, sono Chica dalla Puglia. Enrico, ti faccio i miei complimenti perché sei bravissimo anche quando canti le canzoni di Giralessia. Vi voglio bene e vi abbraccio forte, vi auguro una splendida serata e un saluto alla mia mamma Mary col cuore. Oh, ciao Chicca dalla Ciao Puglia. Chicca e viva la Puglia. Sempre si sta bene Che in ti Puglia. Sentendo Ballo Ballo di Raffaella mi è venuta in mente la sua parente che pochi conoscono, famosa per il suo allevamento e la sua vendita di carne, una bravissima macella del Cuneese, Raffaella Carrù. Questo non lo sapevo, sarà una burla, non lo so, sarà vero, non è, una vero. burla È perché una burla. a Carrù c'è il bue grasso E quindi? Raffaella Carrù anziché Raffaella Carrà. Continuo a non capirla, ma va bene, me la spieghi poi dopo dietro le quinte. Ciao Enrico, ciao Valentina, un saluto a voi. No, salutissimo non si può dire qua su Rete 7, ci chiudono il programma. Si può dire un saluto, non andiamo avanti. No, fammi salutare però. Vai indietro di uno per favore, lo so, vabbè, dai regia, un minuto in più. Francesca e Lorenzo da Torino, grazie. Grazie, mi ritorno in mente. Finita il tempo? È finito il tempo, Vabbè, salutissimi a tutti. ciao Valentina, complimenti per l'arredamento. Grazie. Ci vediamo lunedì per una nuova puntata dal vivo e domani non perdete lo speciale di Bibbiana con la zia Marta perché sarà bellissimo. Grazie a tutti, è stata una settimana pazzesca. Buon venerdì, buon sabato, buona domenica, ci vediamo lunedì. Grazie Valentina. Grazie Enrico. Grazie Paolino. Ciao a tutti, ciao.